bianco che vedete segna sostanzialmente e a spanne la distanza dove sorgerà la nuova diga del porto di Genova. Quella invece su cui ci troviamo in questo momento è quella del Duca di Galliera, ha più di 100 anni. Verrà demolita parzialmente, in buona parte, e i materiali della vecchia diga saranno utilizzati per dare vita alla nuova. Alle mie spalle l'imboccatura di levante del porto di Genova. Ci troviamo sulla diga ed è caratterizzato da una larghezza di circa 200-210 metri su fondali dei 16 metri. Queste dimensioni, che proseguono, si accorciano ulteriormente lungo il bacino di San Pier d'Arena, non sono più compatibili con le navi di prossima generazione che scaleranno il porto di Genova. Navi che raggiungeranno circa i 400 metri e saranno in grado di portare contenitori per oltre 24.000 container. Per questo motivo abbiamo portato avanti il progetto della diga, che è un'opera che appartiene al programma straordinario, è oggetto di commissariamento ed appartiene al PNNR. È un'opera molto importante che ha un'incidenza su un costo di oltre 1 miliardo di euro e che permetterà di trasferire questa struttura, che attualmente si trova su fondali di 18 metri, su alti fondali fino ai 45-50 metri, spostando questo collo di bottiglia di circa 200 metri, che è l'imboccatura e il canale all'interno del porto del bacino di San Pier d'Arena, su fondali di 40 metri e per una larghezza utile di 400 metri. La cosa più importante che si rileva in questa nuova opera è che il bacino di evoluzione, cioè lo specchio acqueo all'interno del quale evolvono le navi, attualmente caratterizzato da una dimensione di circa 550 metri come diametro, nella nuova opera raggiungerà gli 800 metri e quindi consentirà di far entrare nel porto, di far evolvere in tutta sicurezza appunto navi di futura generazione, caratterizzate da 400 metri di lunghezza. L'opera è un'opera molto molto importante, molto sofisticata, che è un'opera di protezione che è caratterizzata da un cassone tipologico, che è fondamentalmente un'opera in cemento armato di una larghezza di 28 metri per un'altezza di circa 26 metri, che affonda e sovrasta uno scalo di invasamento molto importante che si appoggia sui fondali. L'opera si completa con un muro di coronamento che è proprio la parte sommitale della diga, è il punto in cui siamo adesso nella zona attuale. Nella parte lato mare verrà protetta in alcuni punti da una mantellata, come abbiamo in questo caso la mantellata di protezione lato mare, per poter proteggere la parte interna dal moto ondoso. Nell'ambito della progettazione che abbiamo sviluppato, progettazione di fattibilità tecnico-economica, un aspetto importante è stato anche quello di sondare, di caratterizzare il terreno sopra il quale verrà la nuova diga. Abbiamo fatto una dozzina di boreholes, vengono definiti, fino a profondità di 80 metri, per caratterizzare bene il fondale e sapere come risolvere dal punto di vista geotecnico il problema dei cedimenti. Oltre a questo aspetto, che è stato molto dettagliato, abbiamo anche effettuato delle simulazioni di manovra in Inghilterra, cercando di capire quali fossero i limiti e i problemi, per cercare di risolverli per l'evoluzione delle navi nello stato, nella configurazione di progetto. Per quanto riguarda i tempi, attualmente il progetto è stato già battezzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato verificato, siamo in attesa della VIA e abbiamo avviato il bando di gara e verso fine anno dovremo acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori che intendono partecipare alla gara, per poi avviare la gara vera e propria e cercare di aggiudicare l'opera entro marzo dell'anno prossimo, per dare l'avvio ai lavori invece a luglio dell'anno prossimo. La BEI finanzia il porto di Genova per un importo complessivo di 300 milioni che vanno a finanziare, oltre la diga, anche il cosiddetto cold ironing, che significa la possibilità per le navi di alimentarsi in maniera elettrica al porto, e per espandere il collegamento ferroviario alle spalle del porto per decongestionare il traffico. Degli obiettivi molto importanti per la BEI, perché questo significano, oltre che sviluppo economico, anche
anche sostenibilità ambientale, e in questo senso sono degli obiettivi assolutamente in linea con quello che la Banca Europea per gli investimenti vuole diventare, cioè la Banca del Clima dell'Unione Europea. Siamo la Banca dell'Unione Europea con un obiettivo molto forte sul cambiamento climatico, e un'operazione come quella del Porto di Genova mette insieme una serie di obiettivi che come Banca Europea siamo molto felici di poter finanziare.